La prima notizia che salta all'occhio dal bilancio della Questura di Padova Ufficio Passaporti è l'aumento del 25% nei primi 6 mesi dell'anno rispetto al 2018, all'incirca 18.000 passaporti rilasciati nel 2019 rispetto ai 14.000 del semestre precedente. Un aumento incontrollato, hanno spiegato, dopo aver fatto specifiche ricerche, dovuto in particolare all'effetto Brexit con tutte le persone dirette verso il Regno Unito, che hanno preferito il passaporto alla carta d'identità, nonostante non ve ne sia l'obbligo per legge. Si è scoperto che la meta preferita dai padovani sembra essere il Regno Unito, tanto che a fine marzo l'ufficio ha aperto 2 nuovi sportelli, così da snellire i tempi arrivati quasi a 3 mesi di attesa. Il motivo si chiama Brexit perché ci siamo accorti che c'è sui social soprattutto una narrazione per la quale da quando è avvenuto il referendum in Inghilterra la carta d'identità potrebbe non essere più un documento utile per andare in Inghilterra, anche se in realtà non è così, perché la carta d'identità è sufficiente per attraversare la frontiera di quel paese, ma la narrazione dei social è più forte di qualunque altra cosa. Raddoppiano anche le espulsioni di immigrati irregolari, secondo il rapporto semestrale della Questura. I dati comparano il lavoro svolto tra il gennaio e il giugno 2018 con lo stesso periodo del 2019 e mostrano come da 112 espulsioni dell'anno scorso si sia passati a 241. L'unico dato che si abbassa è quello relativo agli accompagnamenti alla frontiera, che diminuiscono di poco rispetto ai primi 6 mesi dell'anno precedente.